Sono tra i grandi elettori del Presidente della Repubblica per il Veneto: Luca Zaia, Presidente della Regione, veterano del voto, e Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio, sono i delegati di maggioranza. Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico, è quello dell'opposizione. Eletti durante l'assemblea a Palazzo Ferrofini, nessuno di loro si è sbilanciato in toto nomi, ma ha delineato un profilo del capo dello Stato. Che rappresenti fino in fondo i cittadini e che rappresenti le istanze che sono chiare in Costituzione, che sono quelle dell'autonomia. I padri costituenti hanno dato vita a una Costituzione autenticamente federalista, quindi spero che sia il nuovo Presidente che traghetterà questo Paese verso il federalismo e abbandoni il centralismo. Di certo io mi allineerò a quello che sarà l'espressione della coalizione di centrodestra, fermo restando che, essendo ormai un veterano di queste votazioni, ne ho già fatte due, so per certo che tutto si decide nell'ultimo miglio, il che vuol dire negli ultimi anche istanti. Vedremo di capire cosa accadrà. Immagino che il 24 la prima votazione sarà una votazione, diciamo, che non ci porterà a un'elezione, visto e considerato che il Covid imporrà una votazione al giorno, probabilmente darà vita a un 24 ore di riflessioni tra le segretarie di partito, visto e considerato che il Presidente della Repubblica lo elegge il Parlamento. Che visto che c'è il Covid, l'elezione del Presidente deve avvenire in presenza, che magari possano esserci delle défaillance, visto che non si può votare a distanza? Questo è un rischio concreto, un rischio peraltro che ci pone anche dei quesiti non poco rilevanti dal punto di vista costituzionale, cioè il fatto che gran parte, parte dei grandi elettori sia in quarantena, non possa votare, legittima l'elezione. Grande quesito, di certo oggi noi dobbiamo prendere atto che la convocazione c'è, quindi il 24 si va a votare per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Di un Presidente che possa avere una sensibilità regionalista, un Presidente che sappia valorizzare le autonomie locali e quello che appunto possono portare come valore aggiunto nella qualità della pubblica amministrazione a livello nazionale. Quindi speriamo appunto in una persona che abbia esperienza sicuramente di carattere politico istituzionale, ma che, ripeto, abbia un occhio di riguardo per le regioni. È un auspicio che mi auguro in Veneto sia anche sentito da tanti altri grandi elettori. Lei, da papabile grande elettore, ha già un'idea di chi vorrebbe eleggere? Al momento assolutamente no, anche perché, ripeto, lo vedremo immediatamente nei giorni precedenti al 24 di gennaio. In questo momento il Paese ha bisogno di tranquillità e ha bisogno di lavorare. Abbiamo visto come questo governo abbia dato stabilità al Paese in un momento assolutamente difficile, quindi serve un Presidente della Repubblica che porti avanti questo percorso e quindi che assicuri all'Italia nel prossimo anno e mezzo, ma ovviamente anche oltre, stabilità per portare avanti il PNRR e ovviamente la guerra contro la pandemia. Se il Presidente della Repubblica deve garantire stabilità, è evidente che insieme a questa ci sta anche un governo che deve avere stabilità. Il punto è che serve un Presidente che rappresenti tutti, un Presidente che sia appunto un garante della Costituzione, ma anche un garante del fatto che oggi serve un Paese che marcia veloce e che fa le cose di cui il Paese ha bisogno. È evidente che se mai Mario Draghi dovesse diventare Presidente della Repubblica servirebbe un nuovo governo e un governo che garantisca la stabilità al Paese e che garantisca nel prossimo anno e mezzo di portare avanti le riforme e il PNRR di cui il Paese ha bisogno. In caso in cui invece Mario Draghi rimanesse Presidente del Consiglio, qual è la preferenza per il Quirinale? Una figura appunto che riesca a tenere insieme il più possibile tutte le forze politiche, se possibile andando anche addirittura oltre la maggioranza che oggi sostiene Draghi, quindi un Presidente che coinvolga tutto il Parlamento. Ma ci sono dei nomi papabili per voi? Gli stessi nomi che leggiamo sui giornali, ci sono tanti nomi che girano, ovviamente ad oggi non è possibile preventivare quale sarà.